cosa fa la Caritas. Io sono una quindicina d'anni che sono un po' il responsabile territoriale di questa associazione ecclesiale. A Moliano opera su due livelli, a livello comunale e convenzionato e a livello più strettamente parrocchiale. A livello comunale cito prima di tutto, che è quello più conosciuto probabilmente, il progetto Leva Civile, è un progetto di cui abbiamo celebrato il decennale proprio nel dicembre scorso, un progetto nato nel 1999 con il supporto fondante di 3 istituzioni locali, i servizi sociali, l'assessorato alle politiche sociali di Moliano, il COSPES della Stori, con l'equipe di psicologi che provvede alla formazione, e la Caritas e la parrocchia di Mazzocco in particolare. Cos'è questo progetto Leva Civile? È un progetto, cioè è un insieme di iniziative che secondo un certo metodo mira alla mobilitazione del volontariato sociale dentro la realtà molianese, volontariato giovanile e volontariato anche adulto. Ci sono più o meno una ottantina di volontari tra giovani e adulti che intervengono, queste persone che hanno un riferimento in un incaricato, che si chiama referente, in ogni ambito, su 4 settori: il sostegno anziani, il sostegno scolastico, di cui dopo verrà detto qualcosa, e il sostegno alimentare, meglio punto solidale. Gli utenti, soprattutto di quest'ultimo struttura, sostegno punto solidale, sono italiani e stranieri. Per quanto riguarda il punto solidale vi do qualche dato. Il punto solidale è nato nel 2005 e in questi 5 anni sono transitate circa 1 migliaio di famiglie di 20 nazionalità diverse. L'80% di queste famiglie, queste migliaia di famiglie, cioè non è che siano diverse l'una dall'altra, sono le stesse anche. L'80% è un po' lo zoccolo duro, le famiglie veramente povere, le famiglie che non hanno reddito e sono assistite quasi dal punto di vista alimentare. E c'è un 20% invece fluttuante. La nazionalità, mentre prima era straniera, quella prevalente degli utenti, adesso quella prevalente è italiana, ed è precisamente il 33% degli italiani che chiedono che vengano una volta alla settimana o una volta ogni 2 settimane. Per darvi l'idea, in questi 5 anni, dal 2005 al 2009, com'è stata la crescita dell'utenza italiana per i generi alimentari? Nel 2005 gli italiani costituivano il 15%, nel 2006 il 18%, nel 2007 il 24%, nel 2008 il 25%, l'anno scorso, 2009, il 33%. 33%. Gran parte sono persone anziane o persone con famiglie senza reddito. Cosa fa questo centro, questo punto solidale? Raccoglie generi alimentari non deperibili e distribuisce. Da chi raccoglie? Raccoglie il 20% dalle parrocchie, da 5 parrocchie di Moliano, una domenica al mese, ogni parrocchia, la nostra, quella di Mazzocco, è l'ultima del mese, la gente è invitata a portare generi alimentari, in genere olio, pasta, zucchero, caffè, scatolette, eccetera. Il 20% dalle parrocchie di Moliano, il restante 80% dal Banco Alimentare di Udine, che riceve i generi alimentari dall'Europa, quelli in eccedenza, e ce ne sono una ventina di banchi alimentari in Italia, tra cui nel Veneto uno a Udine e uno a Verona. Caritas di Moliano è convenzionata con quella di Udine, che una volta al mese fa fare carichi di vario genere a seconda delle richieste. Quindi il rimanente 80% proviene dal Banco Alimentare di Udine, dalle aziende alimentari del territorio
e soprattutto dai supermercati del territorio, dove 2 volte all'anno vengono fatte raccolte. L'anno scorso, 2009, sono state raccolte 23 tonnellate di generi alimentari e nel 2005 18 tonnellate. Però mi diceva il responsabile di questo settore che il flusso, diciamo, delle merci, dei generi alimentari sta diminuendo in questi ultimi mesi. Gli utenti, dicevo, la maggioranza sono italiani, è il 33%, dopo vengono i marocchini, i moldavi, i rumeni, i nigeriani e dopo via via gli altri. Questo appunto è il progetto Leva Civile. C'è un secondo intervento, diciamo, strutturato a livello territoriale e convenzionato, che si chiama, e quello è nuovissimo, Coordinamento Territoriale Solidarietà, CTS. Alcuni giorni fa la Giunta Comunale ha approvato, la Giunta Comunale attuale ha approvato una specie di protocollo che è stato elaborato tra i parroci, 3 parroci che partecipano a questo coordinamento, che sono il parroco di Mazzocco, io, il parroco di San Carlo, Don Roberto, assieme a Zerman, e il parroco del Sacro Cuore, con Sacro Cuore e Sant'Antonio. Quindi 3 preti e 5 parrocchie. Cosa prevede questo coordinamento, questo CTS? Prevede in fondo le rispettive parrocchie, queste 5 parrocchie raccolgono denaro. E questa idea è nata l'anno scorso, all'inizio del gennaio dell'anno scorso, nel 2009, quando è venuta fuori la crisi, molte parrocchie e anche la Chiesa italiana ha organizzato così in maniera strutturata anche delle raccolte. E vi dico cosa la parrocchia di Mazzocco, cosa ha raccolto. Dunque, il fondo economico proviene dai parrocchiani di domenica alla domenica e da altre fonti. L'anno scorso sono stati raccolti, 2009, 10.400 euro. Sono stati distribuiti 9.685. I contributi provenienti dagli parrocchiani, però anche la SOMS ha dato un consistente contributo di 2.500 euro, la banca di Monastier di 1.000 euro l'anno scorso. Quest'anno, nei primi 2 mesi, cioè nei primi 50 giorni di questo 2010, sono stati raccolti 875 euro e distribuiti 1.360 euro. Oggi in cassa ci sono 180 euro. Gli ultimi 30 euro proprio dati oggi pomeriggio per ricette mediche. Appunto, sono soldi dati non a pioggia, ma in maniera oculata e con la segnalazione degli assistenti sociali dell'assessorato specifico, le quali ci indicano, le quali ci dicono, perché per avere un po' il controllo, perché su queste cose ci sono molte persone che fanno i furbi, perché quando non c'è da mangiare si ipotizza anche la furbizia. Comunque, questa è la realtà, è un progetto, diciamo, appena iniziato e credo che abbia un suo sviluppo.